L'altro tema su cui stiamo lavorando è il rifinanziamento della legge speciale. Qui abbiamo chiesto fortemente al governo il rifinanziamento di questa legge, perché è del tutto evidente che quest'area ha bisogno di attenzioni e di cure che altre aree non ha bisogno. Non serve che vi spieghi perché. Questa è un'area meravigliosa, straordinaria, bellissima, ma altrettanto fragile. E quindi va da sé che una legge che era nata proprio per la specificità di quest'area lagunare oggi non ha motivo di non essere rifinanziata, perché non è che i problemi siano finiti. Tra l'altro noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare sui marginamenti in area lagunare. Anche qui la parte che manca è quella dello Stato, straordinaria, ma comunque anche lì noi abbiamo fatto tutte le pressioni del caso perché si arrivi a completamento anche dei marginamenti, perché questo ci consentirebbe poi finalmente di dare tutto lo sviluppo che merita tutta l'area di Porto Marghera e quindi una contaminazione, questa sì positiva, anche delle aree che vede interessato il comune.